Il caso Galan, siamo stati sommersi di commenti a quella che è stata chiamata resa ma che di fatto è stata interpretata dai nostri telespettatori come una missione di colpa. La richiesta di patteggiare 2 anni e 10 mesi, quasi 3 anni di carcere che sconterà i domiciliari e la consegna di 2.600.000 euro. Se il GIP Giuliana Galasso accetterà l'accordo tra i legali dell'ex governatore del Veneto e la procura veneziana, il 16 ottobre una brillantissima carriera politica si chiuderà con una pena che i più giudicano lieve. La procura aveva fretta di chiudere perché l'inchiesta rischiava di cadere in prescrizione. Galan non voleva stare in carcere, pare abbia perso 20 kg e dopo le ammissioni del suo commercialista Paolo Venuti, che ha riconosciuto di averli fatto da prestanome in alcune società, l'ex doge ha patteggiato. Alla confessione di Venuti sarebbe quasi sicuramente seguito il trasferimento in una cella comune e questo forse ha fatto decidere Galan ad ammettere di aver preso tangenti dal consorzio Venezia Nuova per il Mose. Per mesi si è dichiarato innocente. Leggo ha dichiarato che avevo 18 conti bancari, non lo sapevo, e ha accusato altri di aver preso quei soldi. Se il patteggiamento sarà accettato non si andrà a processo e non si saprà mai più nulla su quelle dichiarazioni.